Buongiorno, eccoci qua. Vieni, vieni. Senta, questa dove la dobbiamo mettere? Mettetela là e aspettate che vi chiamino. Oh, attenti a non sgraffiarmi il muro, eh? Tieni. Grazie, no, stamane no. Lo stomaco che... Ehi, l'hanno... Per via della tosse, però purtroppo non trovo mai la forza. Ah, la busta, tante grazie. La metto qua dentro perché sa sul tram. Ehi. Senta, per favore, sa dirmi a che ora passa il primo tram? Tra un'ora circa. Adesso lo domandi a loro. Grazie. Adesso quando apre la porta. Bene. Molte grazie. Ve lo posso offrire un caffè? Volentieri, con piacere, non si rifiuta mai. No, Alvarez, dove vai? Dietro ci sono i parenti. Non possiamo, Sarà grazie. per già, una è vero. volta. Salve. Mi dispiace, amico. Tante cose a Buon dire. proseguimento. No, siccome il signore prende la metropolitana, noi andiamo via subito. Ehi, ha dimenticato Sì, la sì, valigia. Ah, Ehi! Dai, cerca di no, raggiungerlo. io no. Dai, tu sei più giovane. Portagliela tu che sei suo amico. Io. E quando ce la faccio a fare quella scala con l'asma che ho? Eh già, trovi Dai, sempre dai. una scusa tu. Dica! Chi vuole? Buongiorno, signore. È per il signor Amadeo. Vada, interno ci... No, la lascio qui, gliela dà lei. No, guardi che a me non mi lascia niente. Questa è una casa onorata per sua Vada ragazza. come Amadeo. Sì, è arrivato ora. È la sua valigia. Papà, ti hanno riportato la valigia. Ah, è lei. S'accomodi. No, grazie, devo andare, è s'accomodi. qui. Entri, non disturba mica. Ah, che testa che ho. Stavo appunto per telefonare alle... Sono venuto a cercarlo nella metropolitana, ma lei era già scomparso. Gradisce una tazzina di caffè? Un bicchierino No, di non si cognac? disturbi. No, ma le fa, il caffè è già fatto. Si sieda, Grazie. si sieda. È il signore che mi ha dato un passaggio, guarda. Questa è Carmen, mia figlia. Ah, molto piacere. Piacere mio. Ma prego, s'accomodi. Grazie. Questo giovanotto lavora nella migliore impresa funebre, sai? Maria! Tuo figlio è nel cortile che si sta bagnando tutto, vallo a prendere. Non lo senti che sta piangendo? Niente, niente. Giornata, vero? Sì, grazie. No, grazie a lei. Prego. È il suo fidanzato? No, questo è quella soddisfazione. beh. Di tanto in tanto qualcuno ci rende giustizia. Beh, io adesso devo andare, mi aspetta il furgone. Ah già, è vero, quel poveretto. E come l'avete trovato? Come? Era normale, tranquillo. Che mi dice allora degli americani? Mi dia la mano. Sì. Provi a toccare qui. Ah, no. Ha paura, eh? E qui ci sono solamente 120 Ma volte. papà, la vuoi smettere che sto stirando? Insomma, vuoi uscire? È un'ora che stai lì dentro, io devo andare via. Meglio che te ne vai in cortile, adesso non posso. Eccola lì. Ti ho chiesto per favore di farmi una frittata e me l'hai fatta bruciare. Qui si pranza alle 2 e vai a fare le gite con gli amici, la frittata te la fai da solo. È giusto. Sei tu il fratello maggiore. Ah, il fratello maggiore. Qui, tira un pochino qui. Come pensi, ne accorgerete se sarò capace di fare una cosa importante?
Tutti i giorni la stessa storia. Ma perché non le chiudi queste finestre? E non lo senti che odore c'è qui? Meglio che stiano aperte, c'è bisogno di cambiare aria. E per me io mi lavo, anche se il bagno è sempre occupato. Ah, non basta lavarsi. Certi lavori lasciano un odore che l'acqua non porta via. Abita qui, cos'è Luis? Sì. Sono Amadeo, le avrà già parlato di me. E vuoi? Sia Gesù. Ah, è una... Ah, vedo che avete la passione per gli uccellini. Per Rosales? Sì, no? Sì, sì. Un momento. Ah, bravo. Te ne vai senza rifarti il letto. Me lo faccio stasera quando ritorno. Arrivederci. Consegna questo al tenente colonnello Ah, Ramirez, lo sta aspettando. A Sì, Ferraz, sì, lo lo so. sai dove abita. E divertiti. Quelli però gliela porta la birra. Serve tutti quelli che sono arrivati dopo Insomma, di ci noi. porta questa birra? E anche un po' d'acqua. Ecco il caffè che arriva. Spero che sia ancora ghiacciato. Assaggiatelo, ditemi se vi piace. Vi avverto però che se mi dite che non vi piace, mi arrabbio e non vi parlo più. Allora è buono È senz'altro. buonissimo, Carmen. Papà. Squisito. Basta così. Questa ragazza è un gioiello, figliuolo, te lo dico io. Attenti. Tu, buoni. Se mi alzo... Che roba. E lasciali divertire. Insomma, amici, dato il furgoncino, non capisco perché non veniamo qui tutte le domeniche. Certo. Perché questo è un posto meraviglioso. E quando siamo di turno, io quelli che muoiono la domenica li metterei tutti in galera. Vuoi ancora zucchero? No, no, va benissimo. Magari me lo facessero a casa così. E bestia di mia cognata. Carmen, perché non mi prendi a... Dovrebbe sposarsi. Scusa, mi ero assopita. Sai, dopo mangiato io... Il fatto è che poi bisogna pensare allo stipendio, alla pigione. La gioventù vuole la libertà, caro Alvarez. Certo. La libertà di prendere per il collo mia cognata. Oh, attento alle cognate. La E sua lei è... è zacca. Mi racconti, mi racconti. Balliamo? E ho una gran voglia di andare in Francia. Perché non vai in Germania? Così ci potremmo andare insieme. Per me è la stessa cosa, basta che me ne vada. Sono... Si portino almeno la musica. Che scostumati. Ah, scusi. Ehi! Ehi, voi! Dateci una Un momento! Si vede bene l'aeroplano? Sì, sì, certo. Allora, venite o no? Grazie. Ci troviamo alla Piano. Così. Questo deve essere per le bombe. Ma che dici? È un aereo passeggeri. Sì, sì, ma sono tutti preparati per la guerra. coraggio, Appena per pronti? Sta calma, figliola, sta calma. Rassegnati. Ehi, piano per favore! Vada più piano che perdiamo la famiglia! Sì, portalo io. Mi dispiace, ma bisogna aprirlo. Ma i documenti sono tutti in regola. È il regolamento. La chiave per piacere. Come? Bisogna aprire il regolamento. Sì, va bene. Io intanto telefono al cimitero che stiamo arrivando, eh. La chiave, Anna, la chiave. Le chiavi, per Sì, favore. ce l'ho io. Grazie signora, mi scusi se ogni tanto la disturbo, urgente di famiglia. Ciao Carmen, come stai? C'è tuo padre? Sì. Allora non ci vediamo. Ah, esce? Beh, se esce appena finito vengo da te. E io sono qui Le all'aeroporto. fotografie. Quanto? 20 pesetas. Una bella sorpresa per te, una cosa che ti farà piacere. Una fotografia di Charlton Heston. Charlton Heston. Quello che ha fatto il Ben-Hur. Sì. No, stava qui all'aeroporto stamattina. Scherzo. Sì, l'ho incontrato, gli ho chiesto una fotografia con autografo per te. Andiamo, che ci stanno aspettando. Ah, ciao Carmen, adesso devo andare, ci vediamo fra poco. Sai, come una bambola. Chi? L'americano non l'ha riconosciuto neppure la vedova. Sì, Non è lui. può passare. La casa! Sono già nella lista! Carmen! Carmen! Sì, papà. Carmen, mi hanno assegnato l'appartamento, mi hanno riconosciuto il diritto come impiegato dello Stato nella lista dei servizi speciali. Tanto lo sai come hanno sempre parlato male di noi. E poi sai che ti dico, a forza di starci attente, se rimane zitelle. Papà. Cos'è Luis? Non è un mascalzone. E io che oggi ero così felice. Il più bel giorno della mia vita.
E voi me l'avete rovinato. Soprattutto tu, che sembravi tanto per bene. Io per conto mio so di non aver fatto niente di male, signor Amadeo. Su, papà, prendi il caffè. Oh, qui non c'è che una soluzione. E io che volevo andare a vedere il mio appartamento. C'era una vista lassù. Si vedevano anche le montagne. Che peccato. Che peccato. Sei arrabbiato? Perché gli hai detto che ero qui? E che gli dovevo dire? È meglio così. Se ti scopriva lui in quello stato, era capace di ammazzarti. Carmen, io me ne vado. No, no, aspetta, aspetta. Devi parlare con lui, dirgli qualcosa. Io? E che gli dico? Quello che vuoi, che ne so io. Digli che vogliamo sposarci, Sposarci? Diglielo soltanto per tranquillizzarlo. Che diamine. Anche se non è vero. Signor Amadeo, mi dispiace per quello che è successo, ma io sono pronto a darle una soddisfazione più della casa. Io sono un uomo d'onore, signor Amadeo, e chiedo la mano di sua figlia Carmen. Scusi. Che cosa c'è? Su, va a parlarci. Ma no, cerca di portarla via con te. Dove la porta al Camposanto? Ecco perché volevi andare in trasferta, eh? Dammi quella coi cugini affranti. E i candelabri? Sì, sì. Fernando, porta questi candelabri, te la guardo io la dinamo. Signorina? Sì, José Luis Rodriguez. José Luis, li vogliono. Non potevi aspettare a casa, sto lavorando. Questa macchina deve uscire. Tieni. Tra l'uomo e la donna, concede la grazia a chi lo riceve con animo puro e a chi vi si accosta. Ve l'ho già detto tante volte che l'organo è stonato. Poi succede come oggi che l'Ave Maria non mi riesce commovente. Va bene. Non ti mangiare i ritagli dell'ostia, tu. Senti, Siguenza. L'hanno dimenticata i signori dello sposalizio precedente. Non questi qui, ho detto quei signori. Che imbecille. Per favore, silenzio, vero? Ricordiamoci che siamo in chiesa. Per favore, i soldi che ho spettacolo stasera. Adesso? Di un po' dove canti? Ancora lo Sherazade? Io aspetto sempre di... Servizi prima delle 11. E non resti a mangiare con noi? Beh no, ma rimangono Ignazia e i ragazzi. Ma Allora, come il vuoi. vestito lo Ciao. restituisci tu. Domanda di Va Menez, bene. digli che ti manda al Vanez, siamo buoni Sì, amici. E fatti fare lo sconto. Grazie. Bell'augurio. Ti senti male? I padrini? Eccomi Ah qua. sì, padrini. Firmo come Ignazia o come Igni? Come firma normalmente. Senta, per favore, vendono gelati qui vicino. Non lo so, signora, non lo so. Ho voglia di gelato. Dopo, amore, dopo. I testimoni? Sì, i testimoni. Antonio! Antonio! Va presto. Che qui fa un caldo. Non dovevamo venire, te l'avevo detto. Ma tu non mi stai mai a sentire? Avanti, muoviti adesso. Ma che fai? Aspetti, la devo far passare. Antonio! Devi firmare! Antonio!
devi firmare e poi andiamo subito a pranzo. Ma non starò mai a tavola con un boia, hai capito mai? Andiamo, Antonio. Senti, cos'è, Luis? Siamo già venuti in chiesa. Cerca di capire, a noi certa gente non... Perché noi siamo persone per bene, Te lo chiedo, per andiamocene, favore, Antonio. venite a mangiare un boccone con noi. E poi devi firmare, No, sei un tu non firmi testimone. niente, perché il nero su bianco rimane, no? Non c'è nessun altro, se tu non firmi, il matrimonio non è valido. Che gli dico a Va quelli? bene, firmo, ma che non se ne parli più. Ti ho avvertito, non mi hai dato retta. D'ora in avanti tu per la tua strada e noi per la nostra. Antonio, non firmare Firmeremo. niente, non firmare. I tuoi figli avranno vergogna del loro padre. Antonio, pensa... Questo qui? Sì, signora. Suo nonno che siamo arrivati. Terzo piano. Questo è un qua. E noi dove? L'appartamento dei vicini. Ah, non è nostro. Beh, se non hanno bisogno di me, io me ne vado. Prego. Molte grazie. Salve. Tante cose. Ehi, che fai? Vuoi anche un giornale? Ma proprio davanti a casa mia la dovevi fare? Vai via! Ah, parla a casa tua, là. Io ti mando in galera, sai. Ti passa la voglia di farla all'aperto. Questo è l'armadio, il comodino. Vieni un momento, scusa. Sono le misure giuste? Senti, perché non la mettiamo qui la camera da letto? Il letto c'entra giusto, guarda. No, no, qui è meglio la stanza da pranzo. È l'unica stanza con la terrazza. Ma vedi che meraviglia. Si vede fino a Guadalajara. Va bene, ma noi dove dormiamo? Qui dentro. Come? Senza finestre? Ah, già, hai ragione. Perché non la cambiamo tuo padre? Poveretto, perché? Non sta bene, è così vecchio. Appunto, lui ha meno bisogno di aria di noi. Noi anche il bambino come respira? Dai, diglielo, va. No, no, diglielo tu. A te dà più retta. Amadeo! Amadeo! Ha visto questa camera? È la più riparata per l'inverno. È Non ti pare caldissima. che papà starebbe meglio qui? Sì, è molto più comoda. No, no, io non mi muovo di qua. Spiegato a noi, regolarmente. Dall'amministratore. Sì, sì, sono tutte e due funzionari, certo. Uno è dei servizi speciali. Sì, le domande portano alla stessa data. Ah, un momento. Senta, mi dicono che lei andrà in pensione fra 3 mesi, vero? Solo per limiti di età. Sono ancora in gamba e potrei continuare. Allora l'appartamento è delle signore. Le case saranno finite quando lei sarà già in pensione. E la mia figliuola? La metto in mezzo alla strada? Un momento, un momento. Sì. Questa figlia? Sì, sposata, credo. Sì. Allora non è a carico suo e quindi dato che adesso va in pensione non ha diritto. Ma no, è nubile. Nubile? Questo è il mio dramma. Mi chieda un po' qual è il mio mestiere. Quando lo trovo un imbecille che sia disposto a Ma sposare allora mia questo figlia? signore che cosa rappresenta? No, io non c'entro, io sono l'incaricato dei mobili, stavo prendendo le misure. Per il momento l'assegnazione resta a questa signora, Sì, la certo. avviseremo noi quando Ma ripresentare la sì, buon domanda. pro gli faccia. Andiamo via. Sì? Vieni via tu. Non li guardare, grazie a Dio noi siamo delle persone per bene. Beh, lei mi porti i documenti che sua figlia è nubile, perché il Te regolamento... l'ho detto che questo è il mio dramma. No, dico il regolamento parla chiaro. Che ti prende? Che hai? Che c'è? Non posso, non me la sento. Ma allora perché siamo venuti? Ha ragione. Eravamo d'accordo o non eravamo d'accordo? Sì, sì. E allora andiamo. Tanto solo entrare non è che ti comprometti. No, Carmen, tu non gli dici niente? che devo fare? Che cosa vuoi che ti dica, amore mio? Sì. Fai quello che vuoi, non ti devi preoccupare per me. Io l'ho detto per il bambino. Certo, certo. Il bambino. Andiamo. Ah, così va bene, caro, è l'unica soluzione. Arrivederci, amore. Addio, papà. E io vado a comprare delle cosette per il bambino. E per te qualche camicia. Ah, il numero di collo qual è? Non mi ricordo. Non te lo ricordi. Papà, che numero ha di collo? Cos'è? No, io no, è lui che vuole. Lui capisce, non ho pensato che se il mio posto lo prendeva Sì, lui. ma questa domanda è incompleta, marca la marca da bollo, capisci? Manca la marca da bollo. Non sapevamo da quanto, se 1,50 o 3. 3 pesetas. Ecco, E la firma? prima volevamo Manca la essere firma, manca la sicuri. firma. Lascia perdere il gelato, tu firma. Qui. Con questa mossa la China ha vinto il campionato, E insomma non perdiamo tempo, il giovane sa scrivere o non sa scrivere? È intelligentissimo, ha quasi finito le scuole medie. E allora coraggio, giovane, su. Sì, va bene. E quando l'avrete portatemi il certificato penale del giovane pulito, bello, eh? Sapevamo. Tu pensa alla mossa. Va bene. Ecco il certificato penale, tenga. Come? Pulitissimo. Già ce l'ha, che organizzazione. Adesso le manca soltanto... Pensa alla mossa.
Beh, il permesso del padre non serve perché lei è piuttosto cresciutello, direi. Sì, ma l'anno scorso ho avuto la varicella. È Ma che contagiosa. Ma non gli dia retta, è sano come un Un pesce. certificato di buona condotta ce l'ha. 2, Vediamo, vediamo. uno del parroco Benissimo. e l'altro dei carabinieri. Benissimo. E adesso manca soltanto il congedo del distretto con tutti i suoi bei visti regolari, eh? Lo suo? È naturale, no? Lì ci deve essere anche la mia pratica. Bei tempi. Ecco, è il numero 37. Come il numero 37? Eh C'è anche certo, ci altra sono gente altre che- 36 persone prima di lui. Allora non ci sono speranze. Ah, senza una buona raccomandazione, no. E allora, la mossa. Visitatori della Fiera del Libro. In questo momento dedica le sue opere nello stand numero 25 lo scrittore... Scusi, è qui che dedicano i libri? Sì, signora. C'è il signor Peman? No, oggi c'è il signor Corcuera. È lo stesso, no? Signor Corcuera, queste signore... Ma certo, con vero piacere. È per la nostra nipotina. A nome di chi? Elenita San Thomas. E qual è? E quel signore coi baffetti. Ma no adesso, sta Non firmando ti dei preoccupare libri. che a me non dice di no, scusi, no. Per caso non sanno mica di che umore è quel signore che sta firmando. Che ne sappiamo noi, scusi? Tante grazie. Grazie. Avanti, vieni, No, ci vada lei. Senza raccomandazione non ti prenderanno mai. Ma è meglio che ci vada solo, io non lo No, conosco. andiamo Io insieme, aspetto non qui. fare... Ma questo è già firmato. Venga, Elena. Oh, ma sì, certo, come va? Sempre in esercizio? Sempre sulla freccia. Le interessa? Cosa? Ah, il libro? Storia della civiltà Sì. americana. Quanto costa? 350 pesetas. Quanto? 350. Ah, 350. Beh, no, un po' caro, Prego. grazie. No, faccia lei, io aspetto qui. Quel povero figliolo è molto timido, ma verrà. Sa che la trovo conservata bene lei, meglio di me. È il migliore sulla pittura italiana. Allora, interessante, Cosa? vero? Lo compra? Questo? Che? Storia della civiltà americana. Ah, già, è quello di prima. Quanto costa? Ma gliel'ho già detto prima, 350 pesetas. Ah, no, è un po' caro. Beh, ci penso un po'. Allora, c'è stato molto lavoro in questi ultimi tempi? No, era un bravo uomo. E questo? Ah, mio genero, l'illustre signor Corcuera. Come va, giovanotto? Vediamo un po' che posso fare per lei. No, niente, era per vedere se si riusciva ad avere l'appartamento. Lo sente, non vuole? No, non voglio. Ma mi vuol spiegare i motivi per cui lei non vuol seguire la tradizione? Giusto. È una questione di dinastia. vedi, Vede, in Francia, in Inghilterra, il posto è passato sempre di padre in figlio e dai figli ai nipoti. Sì, ma io sono il genero, non c'entro niente con la dinastia. Io le volevo domandare se a lei sembra giusto che io accetti questa professione, questo mestiere. Io non ho niente da obiettare, lei può fare quello che vuole, ma la società avrà bisogno di un esecutore della giustizia, che sia lei o un altro. Lo vedi? Ma io penso che la società abbia bisogno di un uomo più pratico, più sicuro, più deciso. Ma se lei me lo consiglia, se lei pensa che io sia il tipo, va bene. Vuol dire che all'ultimo momento posso sempre dare le dimissioni. Ah, no. Se io la raccomando, lei non può farmi fare questa brutta figura. No, Non gli dia per retta, carità. lo raccomandi. Rispondo io di lui. È onestissima, ti creda. Veramente non mi sembra più adatta per... Ecco, non sono molto adatto. Perché invece non mi fa una raccomandazione per un altro posto? In Germania, per esempio, io vado a lavorare No, volentieri. lasci stare la Germania. Guardi, io farò quello che vuole il suo suocero, Ma adesso perdonatemi perché devo tornare dai miei amici, dai miei ammiratori che mi reclamano. Chiedigli il No, libro. che si è arrabbiato, andiamo. Signor Corcuera, un libro. Ah, benissimo. Questo, Abele Notturno? No, tante grazie. Ecco, Grazie infinite. Arrivederci. Gentile. È chiuso. È chiuso. Dici che è chiuso. Che faccio? Io provo a ribussare. Non sa leggere? È chiuso. Scusi tanto, ragioniere. Non mi Lei riconosce? salta sempre fuori all'ultimo momento. Comunque è chiuso. Sì, lo so che è passata l'ora, ma siccome veniamo direttamente dal cimitero... Buongiorno. Ciao. Sì, guardi che è vero. Tutti quei discorsi ci hanno fatto perdere un sacco Non di mi faccia tempo. tornare, signor Arveia. Lei sa che io cerco sempre di essere puntuale. Grazie. No, stia tranquillo, non è del funerale. Il morto non fumava. Insomma, chi è morto? E noi che ne sappiamo? Di prima categoria, non sappiamo altro. Insomma, andate al funerale e seppellite la gente senza preoccuparvi di sapere chi è il morto. Dai discorsi che hanno fatto sembrava che fosse un bravo cristiano. Ah, sì, certo, i cattivi non muoiono mai. Servizi speciali, Oggi la pago, ma un altro giorno venga puntuale e vestito come si deve. Beh, arrivederla, signor Arveia, grazie tante. Niente. Arrivederci. Salve. Straordinaria, assicurazione, mutua. Guarda, mi hanno dato anche gli assegni per il bambino. Mi pare che questa volta ti sei proprio sistemato. Però qui non dice da nessuna parte che sei... È segreto, non lo sa neanche il cassiere.
Beh, a pensarci bene, però, sei un bel furbacchione. Perché? Ma come? Sei riuscito, ti hanno dato la casa. Ah. Uno di questi impieghi, l'unica fatica che fai è di venire a ritirare la busta. Si vede che io porto fortuna. Da quando mi hanno dato il posto non c'è stato un delitto nemmeno per futili motivi. Sì, porti fortuna a te stesso. Senti, dov'è quel negozio? Quello dei materassi, non hai detto che ti fanno lo sconto? Ehi, lo sai che ti stai imborghesendo? Se ti vuoi divertire, perché non vai al giardino zoologico a vedere le scimmie? Dico vedi, fate che sono 2 ore che quasi mia moglie. Calma, Me ne sono calma, accorto, sai, calma. sai che non metto il Signore, stia calmo, non si arrabbi, che poi finisce male, sa mi creda. Che è successo? State calmi, ditemi almeno che è successo. Questo deficiente, dai i numeri, dice che io mi permettevo di guardare sua Ma moglie. guardare non è peccato, magari il signore voleva fare un complimento alla sua signora, vero signore? Diventa un accidente. C'è modo di guardare una signora, Una amico. E guardatina. tutta la mattina mia moglie con gli occhi. No, Sto il vivo. signore non si sarebbe mai permesso. La guardava con un certo interesse perché la signora è molto bella. Lei lo capisce, la guardava così, senza cattive intenzioni, come si guarda un bel quadro, ecco. Si può sapere Sì. chi è? Perché è vestito così? Ah, io sono un funzionario dello Allora vi Stato, faccio ma non vedere si chi sono io. preoccupi. E adesso andiamo tutti e tre al commissariato. No, che commissariato? Io lo ammazzo. No, la pistola no! Oddio, Dio. Andiamo al Oddio. commissariato Ma e ci no, divertiamo. avanti, datevi la mano. Ma Fate che la mano è pace. mano? Io non do la mano a Fatelo qui nessuno. per la signora che sta a disagio. Su, Pepe, Su, andiamocene. datevi la mano e pietra Sì, è sopra. meglio che me ne vada, perché se mi monta il sangue agli occhi io glieli faccio neri gli occhi. Questo sarai tu, Andiamo, papà. Pepe, lascia perdere. Chi ha seduto? Mille volte che non devi uscire di casa Finisce che la colpa è mia adesso, Certo eh? che la colpa è Non si tua. devono guardare le signore a quel modo, perché sennò poi i mariti si offendono. Ehi, senta, per favore, dove va? Che c'è? Che Se succede? ne sono adesso? andati senza pagare la Ah, non birra. si preoccupi, non Come lo non mi chiami. preoccupo? Gliela pago io la birra, quanto? 22,50. 22,50? Accidenti, ma cosa hanno bevuto? Tutto il chiosco? Sa, con questo caso. Che succede? Che succede? Non hai visto che litigavano? Si comincia così e si finisce con un delitto di sangue. E te che c'è? Ma proprio non vedi l'ora di vedermi Beh, i all'opera. soldi li prendi, però. Cose da pazzi. Bisogna essere imbecilli per chiederci perché siamo vestiti qui. Lo vedi il nonno? Un momento! Vengo! Eccolo qua! Ah, quanto è bello! Venga, venga. Ti piace? È magnifico! Come l'hai comprato? Di gomma a piuma o a molle? No, a molle, perché quelli di gomma d'estate tengono molto caldo. Senti com'è morbido. Dove lo porto? Amadeo, adesso con quello nostro vecchio starà come un patriarca. Dai un Non bacetto. toccare il papà. bambino. Mi portate via la stanza. E adesso mi vorreste mettere nel... Riescono a trovarlo. Uno che mi ha fatto prendere uno spavento. I giornali hanno l'abitudine di allarmare la gente. Però questo in Inghilterra l'avrebbe In impiccato. Inghilterra sì, ma qui sono molto meno severi. Su, Ha fate ragione. presto che sto Lo gelato. sai, lui se ne intende davvero di queste cose. Finché avranno chissà quante cose possono succedere. Cominciamo per piacere, vero? Trema come una foglia ed è la cosa più semplice del mondo. Arandoli a bruciapelo. Dunque. Articolo. Ah sì, 449. Il marito che uccide la moglie. Per E non leggere che ti fa male agli occhi. motivi di onore. È stupendo, non trovi? Eh? Ah! Questo non si deforma nemmeno. No, che devo preparare la pappa al bambino. Ti prego, non fare così, cos'è Luis? Sta buono, amore, sta buono. Chiudi almeno la porta, chiudi che ci sentono. Mamma! Sei buono. Gioca col nonnetto, Sei buono, sei qui col nonno. Zitto, gioca col nonno. Cos'è Luis? Mamma! Cos'è Luis? Cosa? Stanno suonando. Vengo. Stanno suonando. Chi è? Una lettera, La passi sotto la porta, per ma è favore. una raccomandata. Rodrigo José Luis Sì. deve firmare. Ah, sì. Qui. Grazie. Mi scusi, ero nel bagno, non ho la giacca. Un'altra Non ne vale, volta, non eh. importa. Arrivederci. Proprio adesso la doveva portare. Buono, Luisito? Zitto, Dove vai? Di lettera. Del ministero. Che dice? Ma che ti prende? Cos'è Luis? Carmen. Carmen. Che succede? Carmen. Dica Che anche dice? a me. Che Hanno chiamato. succede? Che c'è? Oh,
Oh, papà, è la chiamata per un'esecuzione. Certo. Però trovo che presentarsi non è che ti comprometta. Sì, E per come di no? più, devi restituire tutto quello che ti hanno dato. Sì, lo restituisco. Non dire sciocchezze adesso, dove li prendiamo? Ma cosa vuoi? Che diventi un assassino? E per dov'è? Non lo so, papà. È a Palma de Mallorca. Palma di Palma de Mallorca. Lì non ci ho mai lavorato. Se no ti presenterei a qualcuno. Prepara la roba. No, io non ci capisco più niente. Ma che devo Ma fare? senti, amore mio, se vuoi dare le dimissioni, a me non importa, dimettiti. Ma se ti devi dimettere, tanto vale che lo fai là, così almeno vedrai Palma de Mallorca. No, io da solo non vado. Se vieni anche tu. Io? Se proprio vuoi, vengo con te, però costerà un sacco di... A me mi mandavano sempre in certi brutti posti. Tu che dici? Mi compro un costume da bagno nuovo, può andare bene anche questo. Ma come puoi pensare a fare il bagno in questo momento? Deve importare delle bianche. Sai, con la faccenda del concorso di bellezza è più facile che concedano la grazia. Mi ricordo che una volta a Cadice, sì, molti anni fa, graziarono un condannato per il carnevale. Sì. Figurati ora per il concorso, che è un avvenimento internazionale. E già fare il bambino. E va bene, sì, Certo, però viene anche lei con se me. me lo permettono, volentieri, ma non credo che me lo permetteranno. Ora lascia parlare a me, tu sta zitto. Vede, mio genero credeva di aver dimenticato qualcosa. Chi di voi due è José Luis È Rodriguez? un po' nervoso. Su, dagli i documenti. Venga. Ti aspettiamo qui? No, tu adesso vai alla pensione e noi due ti raggiungiamo lì, Va bene. Amadeo, Senta. glielo vuole spiegare? Per Lo favore? so che non è... Guarda, cos'è Luis? Cos'è Luis? Guarda, papà. Facciamo con la manina. Papà! Papà! You can swim at the beach. Here to the left. Thank you. Tenete bambini e non fate troppo chiasso. Ah, senta. Dice la padrona se questo signore che deve venire a pranzo viene adesso o più tardi. No, non credo che venga. Ma tu hai detto che tornavi. Che c'è da mangiare? Insalata di pesce e poi torta di banane. Papà, tu hai detto che sarebbe Hai venuto. sentito? Insalata di pesce con gamberetti, cozze, pezzettini di calamari, aragosta e il tutto con salsa piccante da leccarsi le dita. Non sarà troppo al sole questo bambino, secondo te? Mettigli un cappellino, Carmen. Dicano quello che vogliono del pesce del nord. Il pesce come qui non si trova da nessuna parte. Meno le sardine, certo. Carmen! Carmen! Cos'è, Luis? Carmen! Tutto bene! Tutto a posto! Da dove si sale? Lì, a sinistra. Di là. Dove? Lì, a scaletta, c'è una porticina. E cos'è Luis? Ce l'ha la valigia? La valigia. E che ne so io? Quell'imbecille è scappato. Bisogna avvisare i carabinieri. Dov'è What il do you want? telefono? I don't understand. Il telefono, signora! È malato, non devo far niente. Calma, L'esecuzione non si calma. fa più. Spiegati, Sì. racconta com'è È andato. malato grave. Io penso che muore, altrimenti perché aspetterebbero? Allora che facciamo? Ce ne dobbiamo tornare a Madrid. No, ma che Madrid, guarda! La diaria! Ma devo aspettare per vedere quello che succede. Prendi, se tutto va bene e questo tarda a morire, possiamo stare qui un mese intero. Ma lì che ti hanno detto? Questa è la diaria. Lei lasci l'indirizzo e non si muova da Palma fino a nuovo ordine. Benissimo, un momento. Sì. Quel signore è arrivato. Sei contenta? Sì. È buona la pensione? Che Meraviglioso, meraviglia. fenomenale. Aveva ragione Alvarez, si sta benissimo. Davvero. Sì. Guarda che bello. Put your hat in your head. Come on, that's it. Smile. Ready? Okay, now. Come on over here, you. Come on. Come on. Signore. No, è Scusi, troppo caro. signore. Eh? Can you take a photo of us, please? If I go with my friend, Ah, una can foto? you? Sì, Thank certo. you. Con questa? Thank you. Sì. Come on, under my hat. Wait a minute, wait a minute. Ma Where you dove- going? Castanets. Oh, don't be jealous. Olè! Tedesca, eh? What do you say? La macchina, Germany. Yes, in color. Molto buona. No. Più basso. Ah, sì, in basso. Ah. Sì, lo so. Ecco fatto. Thank you. Sì. Per favore, le dispiacerebbe fare una fotografia a me e mia moglie? I
I don't understand. Foto. Un momento, prego. Carmen. Troppo caro. Carmen, vieni che la Ah, signorina picture of ci fa you. una fotografia. Yes, of course. That's it. Grazie. Oh, just a Molte minute. grazie. I need your address. Well, I have the photo. Ah, Now I need the l'indirizzo per address. mandarcela. Io abito a Madrid. Poligono Sud, gruppo quarto, blocco 9, Wait a minute. terzo piano. Write it here. It's easier. Here, on my shoulder. Sì. Put it here. La Sì, mandiamo mandiamola ad Alvarez, Alvarez. eh? Alvarez. Sì, certo. Ecco, questo è Thank l'indirizzo you. di Madrid, dove io Thank abito. you, goodbye. Vieni a vedere se Arrivederla. ce n'è qualcuna che ti piace di più. Sì, quella che vuoi, Carmen. Ecco, una di queste. Ecco, questa è molto bella. Ti sei rimbambito, ma che ti A me? succede? No, niente, è che non capisco un accidente di quello che dice quel tipo. Tutto il tempo che hai passato chiamano. Ah, sì? Andiamo. E tu come lo sai? Look, our photographer. Hello. Salve. How are you? Qui, sediamoci qui che si vede bene. Ecco. No, mettiamoci un po' più in là. Andiamo. Un po' più in là? Sì, certo. Ecco, No, no, lì, nell'angolo, che si vede l'acqua. si vede l'acqua. Dai, coraggio, che qui si sta più freschi. Sì. Ruhe bitte. Sie befinden sich vor dem Martelsee. Der ist 200 Meter lang und 14 Meter tief ist. Io Sie non riesco a werden capire jetzt una eine parola. Fantasie aus Licht und Musik. Ma qualche volta dovrebbero spiegare le cose in modo da farle capire a tutti, no? È quello che dico io. Anche loro non capiscono niente. già. Non sono molto... Succede. Cretino. Ti piace? Sì, però... Guarda, guarda. Guarda quanto gliene importa alla gente. Beh, che c'entra? E poi quelli lì sono stranieri. All'estero è una cosa naturale. Se io chiedessi un bacio a questa ragazza me lo darebbe. Ah, sì? Ma sì, certo. Senta, signorina, per favore. Avanti, chiediglielo. Lei è piacere. Hai visto? Sono cattolici, per loro è peccato. Il signor José Luis Rodríguez. Il signor José Luis Rodríguez. Signor José Luis Rodríguez. José Luis. Alberto, se resto qua. Fai quello che vuoi, ma avvertilo subito. E che gli devo dire quando lo vedo? Che gli dico? Digli di venire subito alla prigione. Per carità che venga. Va bene, sta tranquillo, eh? Non ti preoccupare. Silenzio. Ma lei non sa se è morto. L'ordine di accompagnarla alla prigione provinciale. E che ne so io? Faccia lei. Io aspetto fino all'ultimo momento. Che ore sono, per favore? Le 5:05. Le 5. La sedia? No, no, grazie. Preferisco stare in piedi. Mamma mia, quant'è Tanto se arriva la San grazia. Martin, l'aspetta in parlatorio. A chi? A me? No, Come tutti gli altri, intesi? Sì, certo. Per voi. Buongiorno. Una tazza? Si secca qua. Ecco qua. Si secca. È pronto il caffè? Sì. Una tazza per questo signore. Dica un po', quello è... Sì. Ah, beh, allora. Vieni, Manuel, portaglielo tu. Senti. Ehi, tu. Quanto guadagni oggi? Io ho ucciso uno e mi hanno dato questa. Tieni. Prima tante storie e adesso non la vuole più. Tieni, portali in magazzino. In questi casi è meglio il cognac. In questi casi è meglio niente. Vieni. Grazie. Sono arrivati i magistrati, portalo di là. La porta, per favore, dov'è la porta? Per uscire. Ah.
io me ne torno a Madrid. Io ho aspettato fino all'ultimo momento. Ah, e se vogliono l'appartamento, se lo prendano pure. Rodriguez, ma non importa, perché io me ne vado. Tra uomini ci si intende parlando, José Luis. Come? Le hanno dato un cognac? Ha preso qualche cosa? Portate lo champagne. Allora, lo champagne, mi dica, che cosa le succede? Tutto per colpa dell'appartamento. Siccome mio suocero andava in pensione, non ce lo davano. Suo suocero? Sì, Amadeo, 40 anni di servizio. Per questo io dicevo di lasciarlo entrare, capito? Dica. Una Muratis? Grazie. Il fatto è che io facevo il becchino. Le ragazze, è logico, non uscivano volentieri con me. Allora Carmen, dato che era la figlia, anche per lei non era facile. No, non è che io non l'amassi. Non aveva mai Amadeo, il papà della figlia. Amadeo ci sorprese in camera mentre... sa, sono cose che succedono. Allora, siccome Carmen era... Ma dato che io ho la moto non devo prendere il tram, per me andava benissimo. Allora suo suocero, non essendo più boia, avrebbe perso l'appartamento. Già, e Scusi, Amadeo... signor direttore, possiamo aprire questa marchese? Sì, come Senta, no? Signor direttore, Due allora bicchieri. lui mi convinse a prendere il suo posto, ma io non volevo, io volevo Eh. andare in Germania, capisce? Signor direttore, da quando mi sono sposato mio fratello non mi parla più. Anche prima parlava poco, ma almeno buongiorno, buonasera. Tenga. Che? Ma io volevo bene a Carmen, lei stava per avere il bambino, ecco perché Amadeo mi convinse. Ma che fa? Ecco perché Amadeo mi convinse a fare la... Continui. Io mi voglio dimettere, insomma non posso Ma fare se il lei boia, si dimette, perde l'appartamento. Ma a me non me ne importa niente dell'appartamento. Io vado per la strada. Voglio soltanto un foglio di carta per scrivere le un momento, dimissioni. per favore. Sì. Io voglio vivere tranquillo con mia moglie e mio figlio. Carmen è molto buona, sa. Guardi, questa è Carmen e questo è mio figlio. Guardi. Qui aveva 3 mesi e questo è Amadeo. 40 anni di servizio, sta qui alla pensione Brosseta. Se voi aspettate, io lo faccio chiamare, lui viene subito. Guardate, la moglie e il bambino è davvero molto bello. E questo chi sarà? Il prete. No, questa non è della famiglia, è un'amica di fatta quando Senta, eravamo mi fidanzati. faccia preparare. Qual è il problema del condannato? La- Finirla al più presto. Ma perché? Lei dice che vuol dare le dimissioni, Sì. trasmettere al ministero, tentare di parlare con i superiori per ottenere l'invio di una... È meglio. Io posso farlo indiscutibilmente. Ma lei sa come vanno queste faccende burocratiche. No, non lo so, non Il mi lavoro intendo. ne passano 2, passa una settimana, il condannato non può aspettare. Ma perché non può aspettare? Ma proprio per una questione di rassegnazione. Sì. Il condannato si è confessato, si è comunicato, con grande edificazione di tutti. È un'anima in grazia di... Un momento. Voglio andare via. Andiamo. No, Su. Coraggio, andiamo. Vedrai che non ci vuole niente. Si faccia coraggio. Su. Calma. Signor direttore. Dottore, venga. Cosa c'è? José Luis, non è niente. Andiamo, si calmi. Padre. Andiamo, José Luis. Sì, uomo. Sì, forte. Vada, padre. Vada dal condannato. Guarda gli uccellini. Mangia la pappa, amore. Papà, mi porti un po' d'acqua? Ne vuoi un po' di bumba? Carmen, è tutto finito. Eccolo, è già qui. José Luis! José Luis.
Hai mangiato niente? Sono preoccupata, ho passato tutta la notte piangendo. Mio amore. Prendi il bambino, papà. Attento, attento. Ti ho portato un panino. Accidenti, c'è stato un aumento. Non lo faccio più. Non lo faccio più! Ma sì, anch'io ho detto così la prima volta. Su, andiamo a salutare. Andiamo a salutare. Fai ciao con la manina. Fai ciao. Oh. Ciao. Fai ciao. Saluta.